Tante Flavio Zater a gestire tutto. Abbiamo cominciato a fare anche qualche intervista in diretta. La partita è Breganze-Monza. Andiamo a leggere i protagonisti dell'incontro. Cominciamo dal Monza. Il numero 1 è il portiere Luca Borgonovo, il 5 Giulio Piccoli, il 4 Marco Gariboldi, il 7 Ottavio Ponti, l'8 Carlo Maria Riva, il 2 Tommaso San Giovanni, il 10 l'altro portiere Mattia Stien, il 6 Michele Pesavento, l'allenatore Richard Alberto Lorenzo. Risponde Breganze con Giuseppe Tagliapietra, il portiere numero 25, il 5 è il capitano Pietro Agostini, il 31 Filippo Calderone, l'88 Cristian Bumbun Costenaro, l'8 Davide Graziani, il 27 Giovanni Tagliapietra, il 13 Antonio Tagliapietra, il 28 Tommaso Battaglin, l'87 Tommaso Volpe, 19 l'altro portiere Giulio Battistin, l'allenatore il signor Gabriele Tiella, con Fausto Pozzan lì a dare una mano, accomodato in panchina. Comincia intanto l'incontro, andiamo a vedere com'è il roster iniziale, partendo dal Monza: Luca Borgonovo, Ottavio Ponti, Michele Pesavento, Marco Gariboldi, Giulio Piccoli. Risponde Breganze, Giuseppe Tagliapietra tra i pali, Giovanni Tagliapietra, Battaglin, Agostini e Volpe. Tanto l'intercetto di Tagliapietra. È un Breganze che è ben deciso a difendere il titolo, ha dichiarato ieri anche Agostini durante la presentazione delle squadre, le due parole che abbiamo fatto prima. Attenzione, qui c'è l'errore di Agostini in ripartenza, la mette fuori ad evitare possibili incursioni Giuseppe Tagliapietra. Diciamo è un Breganze determinato a difendere il titolo, è primo a punteggio pieno del girone. Eccolo qua in ripartenza, Agostini è da solo, l'appoggio su Giovanni Tagliapietra, poi Battaglin, Volpe, Agostini. Adesso è primi 2 minuti di questa sfida, sono 2 tempi da 20 minuti di tempi regolamentari, scadono i 5, l'arbitro, mi sono dimenticato di dirvelo prima, è il signor Luca Molli. Ricordo siamo alla gara numero 4, i padroni di casa del Valdagno hanno appena lasciato il parquet dopo essersi aggiudicati la gara contro Giovinazzo per 9-4. Prima gara di oggi. Volpe con retroporta Battaglin, partita che scusate, gioco di parole, partita che è cominciata al piccolo trotto. Tanto Battaglin tiene pallina. Diciamo il Monza che vive dell'asse Piccoli-Pesavento, con una panchina relativamente corta, mentre sicuramente più lunga e diverse le opzioni per Tiella. Volpe prova a metterla lì, era buona idea dentro per Agostini. Ottavio Ponti, adesso Giulio Piccoli dall'altra parte, prova ad andare Piccoli, cerca Pesavento, poi invece Battaglin che si impossessa, il casco di Borgonovo a tirarla via dal 7. Quindi prima parata importante per Luca Borgonovo. Giulio Piccoli per vie centrali, poi Pesavento, ancora Ponti, Pesavento, la botta di Pesavento, la risposta di Tagliapietra. Agostini, Tagliapietra, c'è l'intercetto di Gariboldi.
Marco Gariboldi con l'aiuto di Michele Pesavento. Possono ripartire adesso i due. Monza che supera la linea di centrocampo, scambio proprio Gariboldi Pesavento, poi cerca Piccoli sull'altro lato. Ora Gariboldi fa mandare lui, Tagliapietra gli sradica pallina e riparte. Giovanni Tagliapietra alza la testa, finta la conclusione, poi la mette al centro per Agostini, anticipato da Pesavento che incrocia il passo e riparte. I due motorini, gli instancabili motorini del Monza, Michele Pesavento e Giulio Piccoli, l'asse portante di questa formazione. Almeno in questa occasione Tagliapietra col guantone mette fuori. Ottavio Ponti, primo piano per Volpe e Battaglin. Torniamo sulla soggettiva generale. Agostini, Tagliapietra, gol! L'apre così Breganze. Tutto di prima, Agostini per Giovanni Tagliapietra. Papadiego in panchina assieme a TL Pozzane, la dinastia Tagliapietra con Giuseppe in porta, Antonio e Giovanni giocatori di movimento, e poi Francesco under 15 del Breganze quest'anno, Franci fa il supporter ai fratelli qui. Ancora Giulio Piccoli, salta Tagliapietra, attenzione l'idea dentro per Carlo Maria Riva. Intanto di nuovo Agostini che ripropone la soluzione offensiva di prima, stavolta c'è Ponti, rientra bene Battaglina a chiudere il passaggio, cambia lato Ponti, lo serve ora Pesavento. Risultato che si è sbloccato grazie alla rete di Giovanni Tagliapietra. Ancora Agostini, capitano breganzese, carica la botta, gli risponde Borgonovo col guantone, la palla che arriva a Carlo Maria Riva, ma il più svelto di tutti è Tommaso Volpe che lotta lì alla balaustra con l'aiuto di Battaglin, palla che torna ad Agostini, possesso Breganze. Ancora Agostini, tutto fermo, palla lì in mezzo ai gambali di Borgonovo, quindi sarà palla 2. Vediamo chi se ne incarica, Tagliapietra e Pesavento. La recupera Agostini e poi ancora giù per il Battaglin, Volpe, ancora Battaglin, cerca l'alza e schiaccia, trova all'esterno della rete, fa gridare al gol il folto gruppo di tifosi, soprattutto breganzesi, che assistono all'incontro. Le mamme terribili qui del Breganze, gli ultras di quest'Under 23. Attenzione intanto, pallina dentro, poteva diventare pericolosa. Tommaso Volpe dritto per dritto, la risposta ancora a gambale alto Borgonovo. Piccoli dall'altra parte, non c'è molto tempo per riposare. Buoni ritmi in questo inizio di Monza Breganze, con Breganze avanti 1-0 grazie al gol di Giovanni Tagliapietra. Gariboldi mette al centro prima che si alza, fischia Luca Molli, angolo alto, palla monzese. Vediamo se c'è lo schema. Piccoli, Farini si incastra sotto il gambale, rimane lì Giulio,
C'è punizione di prima senza cartellino, da quello che ho visto, la fischiata Luca Molli. Parte Battaglin, cerca l'alzo e schiaccia. Time out, lo chiama Monza. Dunque Borgonovo sventa questa potenziale minaccia. Ancora 0-0 il numero di falli di squadra dopo 7 minuti, questa la dice veramente lunga. Sommoglia con l'occhio con Fabris. Albertone Fabris, mentre c'è questo primo piano della panchina del Breganze. Tiella Tagliapietra e Pozzan. Questo invece è Lorenzo Alberto Ricciarda che sta spiegando qualcosa ai suoi. Un Ricciarda che purtroppo può contare su una panchina relativamente corta, cosa che invece non ha Breganza, che può gestire sicuramente qualche elemento di peso in più, quindi non me ne voglia Cristian. Che entra adesso Cristian Costenaro. I chili e centimetri li ho sempre definiti così da un po' di tempo a questa parte, e anche la tecnica di Cristian, soprattutto a tu per tu col portiere avversario. Un Cristian Costenaro che ha fortemente contribuito a far vincere il trofeo Promote Zona 2 quando lo vinse il Veneto, con quello che molti chiamarono il Bregagno. Facile capire le due formazioni impegnate. Eccolo qua, 88, come il pezzo d'artiglieria tedesco, il cannonate di Costenaro. E poi c'è anche Agostini che prova ad andare via. Palla dentro, Pesavento, manda fuori tempo Battaglin, scarica per Riva. Riva, attenzione, prova Gariboldi, potenziale 3 contro 2, la botta di Volpe. Sempre Gariboldi, cerca Riva dall'altra parte, non arriva l'assist e allora è Volpe che va a cercare Agostini, la mette dentro Agostini, chiama palla alta Luca Molli. Adesso fuori Riva, dentro rientra Ponti con il numero 7. Piccoli per vie centrali, poi ancora Pesavento. Prova a incunearsi fra Volpe e Battaglini, ma chiudono bene i due. Continua a far girare pallina Monza. Monza che è sotto 1-0. Siamo quasi a metà di questo primo tempo. La risposta di Tagliapietra. Ponti prova a caricare, gli viene un po' sbilenca la conclusione, finisce abbondante sulla destra della porta difesa da Tagliapietra. Mentre vediamo anche presidente Volpe a braccia conserte in disparte lì a dare un'occhiata ai suoi. Ci prova Costenaro da distante, stoppato al momento della conclusione. Giulio Piccoli fa ripartire Ottavio Ponti. Ora Piccoli dentro, attenzione. Gariboldi. Monza che ci sta provando adesso dentro anche Antonio Tagliapietra e anche Graziano al posto di Volpe. Quello qua Antonio Tagliapietra adesso un po' più leggera, si fa per dire, la formazione di mister Tiella. Fa girare i suoi elementi. Intanto attenzione, Antonio la può mettere lì, sembrava botta sicura la conclusione di Agostini. Borgonovo
a gestire. Pesavento, Gariboldi, poi Piccoli, conclusione centrale bassa, Tagliapietra, Agostini, fuori di poco. Sulla destra sembrava fuori causa Borgonovo in questa situazione. Tagliapietra. Adesso ce n'è uno solo ed è Antonio in pista. Agostini con Pesavento e Borgonovo cerca l'alza e schiaccia, ma Michele Pesavento la serve a Gariboldi che può pedalare e servire. Finta del Pesa, cerca la conclusione, stoppato da Costenaro che poi incrocia il passo e riparte. Va al tiro, ci sono i gambali di Borgonovo, poi la riprende proprio Costenaro. Agostini non trova Tagliapietra dall'altra parte, c'è invece Michele Pesavento che con calma fa ripartire Gariboldi. 8:42 alla fine, attenzione qui Gariboldi, ma si distende Tagliapietra a dire di no. Siamo già dall'altra parte, Costenaro, Grazian non lontano dal palo sinistro di Borgonovo, la conclusione del breganzese. Poi Pesavento scivola, il neo entrato Tommaso Sangiovanni. 2-2 adesso per Breganze, si trova un po' Sangiovanni che si trova contro personaggi lì. Attenzione, eccolo qua in mezzo a due, buono il servizio per Pesavento, poi sempre Ponti. L'errore, attenzione, il capitano non perdona, intercetta pallina, recupera, taglia l'area e la mette sull'altro palo, fa 2-0 Agostini. E c'è anche il time out chiesto dal Monza. 7:38 a giocare, 2-0 Breganze. Minimo sforzo, massimo risultato per i rossoneri. Lo ricordiamo, campioni in carica di categoria. Andiamo a vedere anche gli altri risultati della giornata. Seregno Viareggio, Viareggio ha vinto 5-1, Pumas Correggio finita 4-2 Pumas, e Giovinazzo Valdagno 9-4 Valdagno. Qui andiamo in diretta a 7:38 alla fine del primo tempo, 2-0 Breganze sul Monza. Attenzione qui adesso sembra tutto fermo, Tagliapietra fa ripartire l'azione. Grazian, Costanaro. Chiama Michele Pesavento a sé Luca Molli. Palla bianca, richiamo preciso di Luca Molli a Michele Pesavento. Nessun cartellino, solo una ramanzina verbale. La mette lontana Costenaro, trova comunque Grazian attaccato da Piccoli. Grazian tiene palla, raddoppio su di lui, Piccoli che la recupera. Monza che non ci sta. Pesavento
ancora Piccoli, 6:49 da giocare in questo primo tempo. Riva, Piccoli, la botta di Piccoli, la risposta di Tagliapietra, c'è il tocco con i gambali, ripartono i 45 secondi. San Giovanni, l'anticipo secco di Tagliapietra, gol, la finta sul fratellone, poi la mette sull'altro palo. Gran gol di Antonio Tagliapietra che fa 3-0 Breganze. Andiamo a rivedere, eccolo qua, intercetta pallina, poi il Borgonovo si aspetta il passaggio, invece lo chiude dall'altra parte diretto Tagliapietra. Antonio però stavolta. 6:12, passa un minuto e mezzo e fa 3-0 Breganze. Piccoli, San Giovanni si può giocare, la regola del vantaggio. Qui è Antonio Tagliapietra, dopo che la pallina è uscita. Costanaro la mette dall'altra parte per Giovanni, finta il tiro Giovanni Tagliapietra, poi ancora Grazian. Attenzione, va giù Costanaro, si continua a giocare. Anticipo il potenziale 2 contro 1 di Pesavento, si divora un gol, qui. Carlo Maria Riva, palla 2, time out, lo chiama fuori Lorenzo, fa rientrare Ponti. Ha fatto tutto bene Monza, ha costruito una gran palla gol. Tutto pronto per tornare in pista, sirena che richiama le squadre. E ancora Breganze in possesso con Cristian Costanaro per Giovanni Tagliapietra. Taglio dentro di Antonio. Gariboldi, poi Pesavento in seconda battuta. Piccoli che cerca la conclusione, Tagliapietra Giuseppe per Antonio, poi Battaglin, Antonio Tagliapietra, doppio tentativo, palla che resta lì per la parte di Borgonovo, fischia Molli, palla 2. Orario un po' strano questo per giocare a hockey, ma nelle finali nazionali le prime 2 giornate della fase a gironi sono così. Antonio Tagliapietra che intanto la recupera. Pesavento sull'anticipo, Piccoli, può andare 1 contro 1. Battaglin tiene palla, Costanaro fa girare i suoi, mantiene le energie, mantiene pressione sull'avversario mister Tiella e ne ha finora risultato che gli dà ragione. Breganze avanti 3-0. Antonio Tagliapietra carica la botta, trova Borgonovo ben piazzato stavolta sul suo palo, non riesce a sorprenderlo.
Gariboldi va via bene, ma c'è Battaglin in raddoppio anticipo. Giovanni Tagliapietra per il fratello Antonio. Ancora Antonio, la mette lì, Giovanni Tagliapietra, palla che esce. È riuscita l'alza e schiaccia. Si riprende a giocare quanto mancano 3 minuti e 30 secondi alla fine di questo primo tempo, ritmi adesso un po' calati. Monza che paga probabilmente la panchina corta, possibilità di concludere e si riduce sostanzialmente a un cambio solo da disposizione. La botta di Battaglini non va. Ancora il Batta per vie centrali. Volpe. Arriva, può far ripartire un potenziale 3 contro 2 impreciso, però il controllo di Ottavio Ponti. Allora è Antonio Tagliapietra che si accentra. La botta di Tagliapietra sotto la traversa, ma non entra. Sta ancora vibrando la traversa di Luca Borgonovo. Ancora Tagliapietra dentro per Agostini, indietro, troppo altruista qui questo passaggio no look. Dentro, è rientrato intanto Tommaso Volpe. Costanaro si accomoda in panchina sulla lunga panchina breganzese. Agostini, Tagliapietra, Battaglin e Volpe, mentre dall'altra parte Riva, Piccoli, Ponti e Gariboldi. Pesamento in panchina. Prova ad accelerare adesso Battaglin, Agostini, prova Volpe dall'altra parte, ultimi 90 secondi di questo primo tempo con Monza che è alla ricerca del gol. La para comunque la gestisce Giuseppe Tagliapietra, l'estremo difensore rossonero breganzese, un Breganze tra l'altro in tenuta completamente bianca, pantaloncino grigio, la cosiddetta seconda maglia, mentre Monza con tenuta blu a inserti rossi. Ponti recupera Pesavento, deve adesso con Battaglin. Qua. Ponti a rischio qui, Gariboldi, Agostini, scambio con Tagliapietra, ancora Agostini, tiene pallina, Piccoli velocissimo a girarsi in mezzo a due, ma triplicato Piccoli e là da solo a portare su palla. Agostini cerca la deviazione là davanti da parte di qualcuno, non succede nulla. Ultimi 20 secondi di questo primo tempo, Breganze 3, Monza 0, lo dicevamo prima, massimo risultato col minimo sforzo. Vediamo se andrà all'ultima conclusione Tagliapietra, pare di no. Finisce qui questo primo tempo con Breganze avanti 3-0, Tagliapietra Giovanni, poi Agostini, poi Antonio Tagliapietra. Si conclude qui il primo tempo con Breganze avanti 3-0, ci vediamo tra qualche minuto, sempre qui in diretta per il secondo tempo di Breganze Monza.
Ben ricollegati in diretta con il Paleio di Valdagno, buon pomeriggio da Domenico Tomba. Secondo tempo di Breganze Monza, primo tempo 3-0 Breganze, Giovanni Tagliapietra, Agostini, Antonio Tagliapietra 3-0. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni. Sempre Giuseppe Tagliapietra per Breganze tra i pali, Agostini, Antonio Tagliapietra, Battaglin e Volpe. Monza con Borgonovo tra i pali, Riva, Piccoli, Ponti e Gariboldi. Dunque c'è in panchina Michele Pesavento, uno dei due motorini assieme a questo numero 5. Prova Monza, 2 contro 1, Tagliapietra, la mette Volpe, gancio lì davanti a Borgonovo, niente da fare, contropiede 2-1, 2 contro 1, eccolo qua, sto gancio e poi sul palo, portiere già seduto, niente da fare. Quindi dopo 40 secondi fa 4-0 Breganze con Volpe. Da tabellino anche lui. Antonio Tagliapietra che la recupera, fa ripartire Battaglin. Battaglin, Tagliapietra su Ponti che però riesce, ma in seconda battuta ancora Battaglin che la recupera. Poi andrà a retroporta, cerca lo scarico, Michele Pesavento che è rientrato, fa ripartire Gariboldi, il numero 4, siamo molto attivo, il numero 4 monzese. Poi Ponti deve riuscire a superare lì la guardia, Piccoli sul parastinco di Agostini. Ora Pesavento, Piccoli, Tagliapietra, poi rilancia e fa partire Agostini che supera la metà campo. Battaglin, Agostini davanti a Borgonovo che alla meglio controlla e fa ripartire Pesavento. Monza adesso 2-2, un po' come gioca spesso Breganze. Gariboldi fermato da Agostini che apre un 3 contro 2. Battaglin la mette lì, ancora Volpe, troppo facile per Breganze, palla che arriva lì. Buona l'idea di Battaglin, Volpe lì che aspetta, andiamo a rivedere, eccola qua. C'è questo mezzo rimpallo, palla basta solo accompagnarla in rete. Bella anche questa possibilità di vedere da questa inquadratura sul primo palo, niente da fare per Borgonovo. Ancora Volpe. Dopo 2 minuti fa 5-0 Breganze. Come dicevamo, una partita che sta scorrendo via col minimo sforzo per Breganze, che guarda già ai prossimi impegni, considerando che ormai dovrebbe avere praticamente vinto il girone e quindi dovrebbe saltarsi il quarto di finale. Pesavento, c'è l'intercetto di Tagliapietra, si parlano tra fratelli qui, bellissima sta cosa. Antonio che dice qualcosa a Giuseppe. Non so se è rigore o punizione di prima, perché colpisce a terra in area. Pesavento contro Tagliapietra.
Pesavento contro Tagliapietra, tutto pronto. Molli, Tagliapietra, gol. Esecuzione impeccabile di Michele qui, palla alta nel 7, niente da fare per Giuseppe Tagliapietra. E dunque Monza 16:55 alla fine di questo incontro, accorcia 5-1. Ancora Agostini, scarico per Volpe impreciso in questa circostanza, non riesce il controllo, scadono i 5. Gariboldi per Piccoli, prova Piccoli, Agostini, croce il passo, patinata di potenza di Agostini, guadagna la 3/4 avversaria, scarica per Battaglin, indietro per Volpe che riparte dalla propria 3/4, supera il metacampo, cerca la conclusione, gli risponde Borgonovo col gambale. Quindi ancora Gariboldi per Piccoli. Adesso ritmi che si sono ulteriormente abbassati, anche se poi ci sono queste folate offensive. Tagliapietra, Pesavento. La botta di Pesavento, pallina che finisce in curva nord. Ci pensa Stefano Volpe a rimetterla in campo, che sta seguendo i suoi in maniera discreta. Pozzanche chiama lo schema, il tentativo di Gariboldi. Agostini, Pesavento, Piccoli, ancora Pesavento, time out richiesto dal Breganze. Piccoli, prova ad andare lui, Tagliapietra, Agostini, gol, si accentra e va al tiro centrale Agostini in anticipo su Borgonovo e fa doppietta anche per lui. 15:06, fa 6-1 Breganze. Poi con la regia, se ne avremo la possibilità, andremo a proporre anche la classifica marcatori di questi campionati. Qua bella azione, pallina che passa sopra il portiere. Possiamo apprezzare da queste riprese dal basso che ci offre la regia. Eccoli qua. La classifica marcatori vede Francesco Poletti, SPV Viareggio con 6, poi Tognacca con 5, Colà Maria anche lui 5 gol. E poi mancano naturalmente i gol di questa partita, diciamo la situazione prima di questa gara 4. E poi Antonio Tagliapietra con 4, Pedroni sempre 4, Sanchez e di qui Giovanni. 3 gol per Tomba, Angeletti e quelli, insomma gli altri. Si ritorna in pista. Ultimi 15 minuti di questo incontro. Tagliapietra. Palla che è nelle stecche del Monza in questo momento. Pesavento per Ponti, punta Costenaro, pessimo cliente da superare. Appoggio per Gariboldi che trova Riva, ancora Pesavento, Riva punta Calderone,
numero 31. Ponti, scarico per Gariboldi che fa fuori Volpe. Ho scaduto i 45, non si è sentito il cicalino dei 45, Molli che se ne accorge e gestisce col tavolo. Scadono i 5. Agostino riesce ad andare oltre la propria metà campo in tempo utile. Pesavento, Ponti, Gariboldi, ancora Ponti, Pesavento ci arriva lì davanti, conclusione ravvicinata a Costenaro, potenziale 3 contro 2, Calderone un po' qualche centimetro troppo lunga, poi scivola Calderone, allora Pesavento, possesso della pallina, la finta, Pesavento ancora, prova a girarsi Riva, ma il più lesto di tutti è Volpe, poi Agostini in seconda battuta che riparte dalla propria tre quarti, incrocia il passo il capitano rossonero, scarica per Costenaro, poi Volpe e poi Monza che prova adesso un 3 contro 2, vediamo, rientra intanto anche Volpe, adesso c'è un 2 contro 1 Breganze, riesce Borgonovo a evitare la settima rete, poi Battaglin che lascia Costenaro in velocità e Coste, fa tutto lui, conclusione che va di poco sul lato destro della porta difesa da Borgonovo. Monza che prova, Braganza adesso a rombo alto, fa un po' fatica. Formazione. Qui sfiora il palo, anzi la traversa, scheggia la traversa alla conclusione di Piccoli e finisce in curva nord. Adesso ancora Stefano Volpe in modalità raccattapalle qui. Breganze che riparte con calma. Costenaro per Volpe, lo scambio dei due, poi è Costenaro che supera la tre quarti, cerca di metterla dentro per Tommaso Volpe che poi restituisce pallina. Il giro retroporta di Costenaro. Tiene palla, l'idea per Calderone, d'altra parte a cercare capitano Agostini, ancora Calderone, l'idea il fallo di squadra, travolto time out, lo chiama Richard Lorenzo Alberto. Primo piano qui per il viareggino Luca Molli che sta dirigendo questo Breganze Monza. Fallo di squadra 1-1, incredibile qui dopo
30 11 20 29 minuti di gioco circa. La partita sta scorrendo via, Breganze che è avanti 6-1, sta facendo un tranquillo possesso con Giuseppe Tagliapietra che ne parla con Fausto Pozzan. Il mio fondamentale aiuto qui nelle telecronache. Riprende l'incontro con Costenaro che prova la conclusione da lontano per il tentativo di spizzata di Agostini, ci mette la stecca Gariboldi per l'intercetto. Eccolo qua Gariboldi, questo è San Giovanni. Ancora Pesavento. San Giovanni lo scarico proprio per Gariboldi, adesso gioca a 3 lì sulla linea di centrocampo, prova ad andare giù Michele Pesavento, tentativo di conclusione Calderone per Volpe, Costenaro, Volpe ancora, arriva Pesavento a ribadire il concetto, tengo pallina, c'è ripartire Gariboldi, San Giovanni dall'altra parte riceve in questo momento Tommaso, tiene pallina lì, tappando San Giovanni, Gariboldi, la finta, Costenaro davanti, Calderone può liberare per Breganze, l'appoggio su Agostini, giù per Volpe, ma il più leste di tutti è Pesavento che prova a sparare verso Tagliapietra, gli fa andare a salve il colpo, la stecca di Costenaro, poi Agostini che viene via, cerca l'alza e schiaccia, poi va giù Agostini, sembra subito un colpo. Vediamo se riusciamo a rivedere. Abbiamo il replay dell'azione. Riprende l'incontro con Piccoli, non è difettoso controllo, Giovanni Tagliapietra che è rientrato, buona l'idea per Tommaso Volpe che poi preferisce Grazian Costenaro. Qui San Giovanni che ci prova a ostacolare il Coste. Ma la differenza di stazza qui è tanto break di Pesavento. Adesso Luca Molli che va a discutere col tavolo, Richard Lorenzo che protesta, è suonato il cicalino dei 45, che Pesavento tentava la conclusione, tra l'altro non finiva in porta. Palla che torna nelle stecche del Monza con Piccoli
e ci prova da vicino e poi ancora il palo, a dire di no arriva, niente da fare. Taglia pietra, un po' no look qui per il Coste, senza paura Cristian. Poi pesavento adesso elegante il disimpegno del numero 6 monzese. Riva giù per Piccoli e si riparte, eccola qua l'asse, come abbiamo detto molte volte, palla che non trova lo specchio della porta. Ponti, Piccoli, sposta col guantone a chiudere il suo palo per Giuseppe Tagliapietra. Qui Grazian poi d'esperienza, pesavento scarica per Piccoli. Ancora pesavento. Si è dannato l'anima qui pesavento per servire palline invitanti. Qui era buona ancora per Carlo Maria Riva, che non riesce a concludere. Grazian cambio portiere intanto per il Breganze. Fuori Giuseppe Tagliapietra. E dentro Giulio Battistin. Pesavento, la botta di pesavento stoppata da Tagliapietra, che poi fa il giro retroporta, incrocia il passo, accelera, riparte il breganzese, ma retroporta dall'altra parte, fa cost to cost. Poi Costenaro per Antonio Tagliapietra, questo è Giovanni. Costenaro, Tagliapietra, Grazian. Davide Grazian in possesso ora, scambia con Costenaro, prova Costenaro in mezzo, attenzione, tiene pallina, adesso fa possesso, 6,50 da giocare, buona l'idea dentro, Grazian, anche un'opportunità per andare alla conclusione, non trova lo specchio della porta. È rientrato Piccoli, ma Tagliapietra ruba pallina, cerca Lazio, schiaccia basso, ha cercato il numero Giovanni. Ancora Michele Tagliapietra. Questa me la sono proprio inventata, beh. Scusate, è l'orario e magari anche un po' il calo di zuccheri, che l'è pesavento. Eccolo lì, incrocia bene, palo gol, gli applausi devo dire la verità, scarso pubblico a quest'ora qui al Palalino di Valdagno. 6-2 Monza, ancora pesavento che fa doppietta. Poi Piccoli, pesavento, prova a girarsi, non trova lo specchio della porta. Fallo di squadra, secondo fallo fischiato al Monza. Dopo 35 minuti di gioco effettivo. Tagliapietra, Antonio in questo caso per Costenaro, che fa fuori
Riva e mette lì Grazian la possibilità di andare alla conclusione, invece alla conclusione va Giovanni Tagliapietra. Poi ancora dentro, Pesavento la intuisce. Poi Grazian, potenziale 3 contro 2, non passa la pallina e allora ancora Michele. Ho fatto cambiare Casato a Pesavento prima, portate pazienza. Qui la diretta è senza rete evidentemente. Piccoli, buona l'idea qui ma alla fine la domestica Antonio Tagliapietra, che vede Grazian libero di là. Borgonovo a dire di no, ancora Tagliapietra, Riva, non va, Battistin, chiude lui la porta. Piccoli, Riva, Costanaro alla meglio, un altro 3 contro 2, non passa Tagliapietra. Grazian, c'è Borgonovo a terra, gol anche per il numero 8 del Breganze, Davide Grazian, che va a tabellino e fa 7-2. Il time out è chiesto dal Breganze, 3:48 da giocare, 7-2. Partita che ormai ha veramente poco da dire ancora, a fare di squadra 1 Breganze e 2 Monza, questo è forse il lato più interessante per quanto riguarda quello che si è visto e anche la disciplina in campo. Rimane in campo Tommaso Sangiovanni, mentre Viareggio e Castiglione sono già pronti. Breganze con Battaglin, Grazian. Supera lui la linea di centrocampo e poi ritorna. Grazian, che è la sua prima realizzazione in questi campionati italiani under 23, fase finale. Quarta partita della seconda giornata sulla pista del Palalido di Valdagno. Breganze avanti 7-2 a 3 minuti dalla fine. Ancora Tagliapietra che va a cercare la conclusione, trova il gambale e casco di Borgonovo e poi prova Battaglin secco verso il portiere, niente da fare. Pesavento. Piccoli, scambia dall'altra parte Gariboldi, sotto gamba, qui elegante, poi il tentativo di servire Tommaso Sangiovanni, ma c'è Grazian che fa buona guardia in mezzo all'area davanti al suo portiere, che adesso è da qualche minuto Giulio Battistin, numero 19. C'è Giuseppe Tagliapietra accomodato in panchina.
pronto a rientrare Calderone per questi ultimi minuto e 48. Esce Giovanni Tagliapietra, entra proprio Calderone, 6 secondi al tiro. Il possesso è ancora nelle stecche del Monza. Pallina che si impenna Grazian con San Giovanni. Calderone, Grazian, l'autore dell'ultima rete che fissa il risultato sul 7-2. Comincia intanto l'ultimo minuto, l'ultimo giro di lancette col Monza che riconquista pallina con Piccoli per Pesavento, i due instancabili qui del Monza. Piccoli resiste alla carica, prova a metterla al centro, non ci arriva Gariboldi, ci arriva prima Battaglin. Di 9-7 da giocare. Battaglin, Grazian oltre alla metà campo, vediamo se andrà un'ultima conclusione. Pesavento, Calderoni in anticipo su Pesavento, riconquista pallina, 3 secondi, finisce qui. E dunque Braganza punteggio pieno, batte 7-2 il Monza, primo tempo 3-0, Giovanni Tagliapietra, Agostini e poi Antonio Tagliapietra. Nel secondo tempo doppietta di Volpe, poi il gol su rigore di Pesavento, Agostini per il Braganza, ancora Pesavento e chiude Grazian per il definitivo 7-2. È tutto per noi, ci sentiamo per gara 5, probabilmente la commenterà Fausto Pozzana, adesso vediamo se entrare in tempo. Grazie, a presto in diretta qui dal Pallido di Valdagno, grazie a Domenico Tomba. Io sì. Dite quando posso andare. Va bene, allora siamo con Capitano Agostini, così non sbaglio il nome. Una partita che Braganza ha dominato anche il girone. Beh, siete a punteggio pieno, 3 partite, 9 punti.
Però sono quelle partite che bisogna avere sempre molto in controllo, finisce 7-2, avete anche gestito bene secondo me le risorse, con Gabriele Tiele ha fatto girare un po' tutti, cambiato anche il portiere. Sì, certo, sono partite assolutamente da non sottovalutare, perché anche loro hanno dei bei giocatori e come hai detto te stiamo cercando di gestire il più possibile le risorse, perché nelle finali, come si sa, alla fine la porta a casa chi ha più gas alla fine, e quindi fortunatamente abbiamo una panchina lunga che abbiamo sfruttato e è andata bene. Sì, ecco, sinceramente rispetto al Monza la panchina Braganza è stata un po' probabilmente l'arma in più, l'arma vincente, ma anche la vostra risorsa principale. L'importante, come abbiamo detto prima, è non finire la birra. Sì, sicuramente è andata bene così, abbiamo sfruttato bene e poi siamo stati bravi a finalizzare e a concretizzare soprattutto. Bene, grazie mille, grazie al capitano del Braganza, in bocca al lupo. A presto, grazie. Eccoci qua, siamo con Luca Borgonovo, capitano Monza. Non è stata una partita facile, Luca, ne parlavamo prima con Agostini, e probabilmente la panchina lì fa un po' la differenza, la possibilità di gestire le risorse, perché sono giornate lunghe. Quello sicuramente, la panchina è un grande fattore in queste partite, soprattutto in giorni come questi dove si gioca 2 partite al giorno. Con questo caldo la panchina è fondamentale. Noi ovviamente cerchiamo di dare il massimo, però purtroppo siamo corti, diamo il massimo e basta. Beh, c'è da dire comunque Monza che non è assolutamente demeritato, ha fatto vedere di poter far giocare tutti, e quindi da questo punto di vista onore il merito alla tua formazione. Sì, sicuramente, io sono sempre felice di essere qua con questo gruppo. Sono felice di aver lavorato con loro tutto questo anno e niente, sì, merito a noi, perché alla fine ci siamo guadagnati di star qua e adesso continuiamo a giocare sempre a testa alta. Spero che vi piaccia anche qui il pubblico che abbiamo cercato di creare qui a Valdagno. In bocca al lupo per il tuo Monza, buon proseguo di campionati. Grazie Luca.